Ci sono luoghi che non si limitano a esistere, ma custodiscono voci, silenzi, partenze e ritorni. A Sernaglia della Battaglia la memoria non è qualcosa di così lontano. Cammina ancora tra le case e vive nel suono delle campane e delle parole. In questo nuovo viaggio di itinerari turistici vi porteremo alla scoperta di 4 delle principali chiese di Sernaglia della Battaglia. Un viaggio che ha un suo grande perché, una sua spina dorsale. Un viaggio insieme a Cristina Falsarella, storica dell'arte. Buongiorno Cristina. Buongiorno, buongiorno. Ha detto bene, questo territorio ha una spina dorsale e ha il fiume, il Piave. Il Piave ha abituato questa gente alla bellezza, l'ha sostenuta nella vita con la pesca, la caccia, la coltivazione, ha dato materiali, le chiese stesse sono fatte dei materiali del Piave. E c'è stato anche un momento tragico, ricordiamo la Grande Guerra, che per quanto riguarda le chiese, insieme all'abitato in generale, ha visto la distruzione quasi totale. È un momento appunto tragico perché la gente viene privata del suo quotidiano. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale c'è stata la necessità di costruire, ricostruire, non è stato facile. Fare com'era, dov'era, fare qualcosa di nuovo, è stata comunque un'occasione per scrivere una parola nuova nell'arte sacra e nell'architettura sacra. Oggi avremo proprio la necessità, la possibilità di vederlo insieme. La prima chiesa che noi visiteremo è quella di San Martino Vescovo della frazione di Falsè, una chiesa che ha 100 anni ma figlia di una chiesa ben più vecchia che sorgeva proprio qua, dove sono rimaste queste 2 colonne e un lapidario. Infatti, quello che è rimasto della distruzione della Grande Guerra è proprio qui sotto forma di lapidario. Abbiamo poi anche queste 2 colonne. All'interno della chiesa poi troveremo alcuni manufatti che rappresentano in qualche modo l'album di famiglia di questa comunità, che oggi però abita una chiesa che ha 100 anni. Certo, e noi dentro quella chiesa vi racconteremo una grande storia. Andiamo! Facciamo un passo indietro nel tempo, nel 1925, quando viene inaugurata questa chiesa. Una chiesa importante, elegantissima, concepita dall'architetto Domenico Rupolo di Caneva. Più tardi arriva Don Pietro Velo e trova questa chiesa molto bella, ma assolutamente bianca all'interno. Perché non renderla parlante? Ecco che inizia un cammino tra la sua comunità, lui come regista, e questo giovane artista che si chiama Beppi Modolo, di Santa Lucia di Piave come origini, ma trasferitosi con la famiglia a Creazzo, Vicenza. Una chiesa completamente affrescata, una meraviglia, che lascia veramente lo stupore nel visitatore. Sì, questi colori ti portano dentro il sacro. È un'immersione totale in questo momento, dal 72, quando si è compiuta l'ultima pagina dell'opera d'arte di Beppi Modolo. Il primo momento decisivo è il 1949, quando Monsignor Velo con la sua comunità dà l'incarico a questo artista di realizzare sulla controfacciata la crocifissione. Sarà poi il momento, qualche anno più tardi, dell'abside. Ma diciamo la parola più forte e più originale è senz'altro quella di questi 2 nastri bianchi delle pareti delle navate laterali che diventano la Via Dolorosa. Una Via Crucis, un'opera unica nel suo genere, perché? Perché innanzitutto è un nastro cinematografico,
una sorta di continuum che ci porta dentro la Via Crucis di Cristo, mettendola a confronto con l'umanità dell'uomo. Quindi ci mostra il valore universale di questa storia. E adesso dove ci porti? Adesso, Ida, ti porto nella chiesa arcipretale di Sernaglia della Battaglia. Eccoci nella chiesa parrocchiale di Sernaglia della Battaglia. Queste sono le due vecchie campane dismesse di un campanile che ha una sua grande storia. Erano la voce di questo campanile, un campanile che ha una storia eccezionale perché la prima parte, le fondamenta, sono del Cinquecento, addirittura attribuite a Jacopo Sansovino. Ricostruito dopo la Prima Guerra Mondiale, l'abbiamo appena restaurato. Ma adesso entriamo nell'arte e nello stupore. Anche questa chiesa ha 100 anni, ma con una particolarità: è un'antica pieve, si vede. Assolutamente, è una chiesa battesimale medievale. La chiesa attualmente è piena di arte, in particolare per quanto riguarda le vetrate, queste finestre istoriate che sono un'entrata molto profonda dentro il tema biblico. L'artista che le ha realizzate è un artista che amiamo particolarmente, Lino Di Netto di Treviso, che quest'anno compie 99 anni. Facciamo 3 scalini, saliamo in presbiterio dove ci sono le 2 opere principe di questa chiesa. Queste sono 2 opere che si interfacciano. In che modo? Rappresentano entrambe la titolare di questa chiesa, Santa Maria Assunta. Una è del Carlo Donati, un veronese, e risale al 1928. L'altra è del Beppi Modolo, che abbiamo conosciuto a Falzè, e è del 1949. Stranamente si guardano e nessuna delle 2 sta al centro. Il nostro viaggio continua nella chiesa di San Nicola, nella frazione di Fontigo. Anche lì, una chiesa con sorprese. Questa era la chiesa degli zattieri. Ah, che bello! Uno zattiere? Sì, proprio qui, perché a 2 passi abbiamo il fiume Piave. E il Piave era un'autostrada. Sul Piave fluitava il legname attraverso la costruzione delle zattere e sulle zattere si portavano anche le persone. Gli zattieri smontavano a Falzè, poco più in giù, dove c'era un porto, e quindi tornando verso la Valbelluna venivano a ringraziare il loro santo protettore, San Nicola. Ci accoglie San Nicola nel suo dipinto monumentale. In questa chiesa, che è stata realizzata dopo la Prima Guerra Mondiale, ma erede di un'antichissima chiesa, proprio dedicata al vescovo di Mira, San Nicola, attualmente rappresentato da Beppi Modolo, un artista che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare in questo nostro viaggio e che lo raffigura al centro, quindi visibile proprio per ringraziarlo immediatamente entrati in chiesa, e affiancato da 2 episodi della sua vita. 2 sono le chiese a cui gli zattieri erano molto legati. Una, questa, quella di San Nicola, e poi un'altra, quella di Santa Libera. Sì, per loro era come un faro, e noi vi faremo capire il perché. Questa chiesa che voi vedete era un faro, sì, un faro per gli zattieri che arrivavano dal fiume Piave, ma ancora prima era un luogo di profonda devozione, e lo è ancora. Entriamo, preparatevi allo stupore. Eccola Santa Libera, è questa giovine, bella, inginocchiata davanti alla Madonna col suo bambino, mentre dona loro dei fiori. Così l'hanno voluta immaginare i fontighesi alla fine dell'Ottocento, e a chi l'hanno fatta rappresentare? Al pittore Andrea Zanzotto, il nonno del poeta. Si pensava che Santa Libera potesse risolvere qualsiasi tribolazione. Questo era ed è anche al giorno d'oggi un santuario detentore non solo di opere d'arte, ma anche di storia, tradizioni, folklore. Noi
Adesso scendiamo nella cripta. Questa stanza, come vedete, è dedicata agli ex voto. Sì, questo è il segno tangibile dei miracoli che avvenivano e avvengono anche al giorno d'oggi. Questo è un luogo che ha una grandissima energia perché è fatto di vita pulsante, ma anche di grazie, di tanta gratitudine che le persone hanno manifestato alla Santa, attraverso dei doni, ma anche le grucce, tutti quelli che sono stati gli strumenti, i presidi per le loro malattie. Sernaglia della Battaglia non è solo un paese di storia e di zattieri, ma è anche un paese di storia e di migranti. Il nostro viaggio continua così. Nel 1953 a Sernaglia della Battaglia nasce la prima associazione migranti. Ecco, questo è lo statuto originale che lo attesta. Una storia, sì, da raccontare assieme al vice sindaco Eleonora Antoniazzi. Buongiorno Eleonora. Buongiorno Ida. Avete dedicato anche una mostra molto bella, ampia, importante. La raccontiamo, questa grande storia di Sernaglia della Battaglia. Sernaglia ha tanti primati, uno di questi, come abbiamo appena accennato, è la prima associazione migranti costituita in Italia. È nato questa esigenza perché il 70% della nostra popolazione era emigrata nel secondo dopoguerra. Tante persone perdevano la vita all'estero e quindi questa associazione si era posta un obiettivo: riportare a casa chi perdeva la vita a spese dell'associazione. Eccoli qua i nostri migranti, in questa mostra si vede come partivano. Esatto, perché la vita era molto dura e il lavoro che cercavano all'estero anche rispondeva a quelle che erano le problematiche del momento. C'erano degli accordi internazionali che portavano appunto ad avere le braccia in cambio delle materie prime che l'Italia non aveva. Abbiamo raccontato queste vicende che riguardavano un po' Sernaglia, ma anche tutto il Veneto e l'Italia, per far capire ai giovani d'oggi, che stanno tuttora emigrando, che la situazione è un po' diversa. Una volta si emigrava per fame, adesso per trovare altre motivazioni o soddisfazioni diverse. Muratori, minatori, balie, sì, l'emigrazione era fatta di mestieri. Era fatta di mestieri e di braccia per fare un lavoro che non aveva attrezzature moderne per poterlo risolvere. Difatti vediamo anche nelle bacheche in esposizione degli strumenti che sono antiquati e che non sapremo neanche più come utilizzare. Vediamo anche dalle immagini la fatica che veniva fatta per svolgere questo lavoro. Qui la memoria non è immobile, ma continua a vivere. Continua a vivere perché abbiamo bisogno di raccontare alle generazioni future quello che è successo nel nostro paese per capire chi siamo adesso e perché siamo così. Ci sono luoghi che non chiedono di essere visitati, chiedono di essere ascoltati. Sernaglia della Battaglia è uno di questi. Una terra dove il passato continua a camminare accanto al presente, dove ogni chiesa custodisce una voce, ogni strada conserva una partenza, ogni paesaggio diventa memoria. E forse è proprio questo il significato più profondo del viaggio: non andare lontano, ma riuscire almeno una volta a sentire davvero ciò che siamo stati.